A 29 anni camminare come tutti e senza sentire dolore, aveva perso le speranze un 29enne di Conegliano nato con una malattia molto rara che in quella forma colpisce un individuo su 50.000. Emimelia è il suo nome, una patologia che colpisce il feto e consiste nella mancanza di alcuni segmenti ossei degli arti. Si può manifestare in molte forme. Il 29enne aveva già subito 5 interventi correttivi in adolescenza, nessuno risolutivo, vista anche la sua giovane età. Ad operarlo il responsabile dell'unità operativa di traumatologia dell'ospedale di Cortina. Abbassandogli la testa del primo metatarso e varizzando il calcagno senza toccare peraltro il tendine d'Achille, ho rimesso in asse un piede che aveva veramente grossi deficit d'appoggio. Il 29enne dopo 2 settimane di stampelle è finalmente tornato a camminare. Ad ottobre sarà sottoposto ad un nuovo intervento per raddrizzare ulteriormente il piede e la tibia.